Poco più di 2 settimane all'inizio dell'anno scolastico e gli studenti del Veneto si interrogano su quali provvedimenti verranno adottati dalle compagnie del trasporto pubblico locale, visto il distanziamento obbligatorio anti-Covid di almeno 1 metro previsto dalle ultime disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico. E su questo in realtà è il caos, studenti, docenti, genitori non hanno idea di cosa li aspetterà tra poco più di 2 settimane. Noi chiediamo, come rete degli studenti medi, da mesi ormai un confronto per poter parlare di tutti i problemi che non sono solo legati appunto alla distanza in classe, alla distanza sui mezzi pubblici, ma magari anche alla didattica a distanza e alla didattica in presenza, ovviamente. Nelle scorse ore il flash mob degli studenti proprio davanti al Palazzo Grandi Stazioni della Regione, vicino alla stazione Santa Lucia. Studenti che tornano a chiedere di prendere parte agli incontri che li riguardano. Noi ci aspettiamo e anzi chiediamo con forza di essere invitati a questi incontri e di poter dire la nostra. La voce degli studenti con le loro proposte ora sulla piattaforma Scuola, inclusione, diritto allo studio, istruzione universitaria tra le tematiche affrontate in vista delle imminenti elezioni regionali. Che si chiama Una regione per studiare e si trova appunto al sito www.unaregioneper.it per provare a far emergere all'interno del dibattito pubblico delle elezioni quelli che sono dei temi fondamentali, perché siamo convinti che una regione per studiare, e quindi dove il diritto allo studio è garantito in tutte le sue forme e in tutte le sue espressioni, è anche una regione per restare. Se pensiamo a quanti studenti, quanti giovani ogni anno lasciano questa regione perché ci sono ostacoli materiali insuperabili, allora capiamo che forse è venuto il momento di occuparsi dei giovani.